Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Arcoveggio di Bologna. Si comincia questa giornata di corse con una prova per i puledri di 2 anni. Saranno 2 le prove, questa tecnicamente sicuramente interessante, come d'altronde anche nell'altra buoni soggetti. Qui Evergreen Car, Ecebombo Jet e Neatav, soggetti che sono già messi in bella mostra. Siamo in partenza all'1 Estate Tropeana, Luca Talpo, 2 Electric DL, Andrea Farolfi, 3 Evergreen Car, Pietro Gubellini, 4 M Stella, Simone Levakovic, 5 Ecebombo Jet, Andrea Vitagliano, 6 Enea Tav, Antonio Di Nardo. Macchina inizia a prendere velocità e va per lasciarli con veloci Evergreen Car ed Ecebombo Jet. 2 più veloci dietro le ali della macchina sono loro 2, Electric DL che li segue da vicino, poi Estate Tropeana a precedere Enea Tav, mentre alla retroguardia c'è M Stella. Rimane di fuori Ecebombo Jet perché Evergreen Car, una volta assunta l'iniziativa, vuol correre davanti. Electric DL, Estate Tropeana e Enea Tav si mettono subito in una corta fila e così Ecebombo deve retrocedere. Il lancio se n'è andato in 15-1 con Evergreen Car netto in avanti su Electric DL, Estate Tropeana e Neatav, i 400 in 31-8. E il leader prosegue a ritmo blando lungo la curva di sinistra. Evergreen Car continua a guidare con Pietro Gubellini, precedendo sempre Electric DL, poi Estate Tropeana e Neatav, Ecebombo Jet, M Stella. Davanti alle tribune si prosegue a passo di caccia con Neatav che per un attimo si affaccia, poi ritorna allo steccato. Il giro se ne va in 1:5 con il figlio di Ideale Luis che continua a guidare. Electric DL in seconda posizione, Estate Tropeana che sposta all'esterno quando siamo nei pressi del chilometro, che il leader passa in 1:20,5. Electric DL sempre secondo, Estate Tropeana alla sua destra, poi Enea Tav ed Ecebombo Jet. Allunga ora Evergreen Car che si mantiene un paio di lunghezze avanti ad Electric DL, Estate Tropeana, 1:34,9 3/4 di miglio, c'è un 29,9 con soprattutto un 14,4 per la retta opposta alle tribune, a 300 dalla conclusione. Evergreen Car è in nettissima evidenza nei confronti di Electric DL, Estate Tropeana, Enea Tav ed Ecebombo Jet, tutti molto vicini in lotta per le piazze. Nel finale Evergreen Car si allontana al minimo dei giri dominando la situazione, mentre per il secondo posto sul palo Enea Tav forse riesce a bruciare all'interno Electric DL. 29,6 per la chiusa, 59,5 gli ultimi 8, 1:17,4 il ragguaglio cronometrico. Il successo di Evergreen Car e Pietro Gubellini per il team di Bareggio. Nelle immagini lo riapprezziamo tagliare il traguardo per primo in maniera nettissima, al secondo Enea Tav, al terzo Electric DL.